Nuova giunta municipale ieri a Palma di Montichiaro, nominata dal sindaco Stefano Castellino. Dopo l'azzeramento della precedente avvenuto lo scorso 11 gennaio, i neoassessori ieri hanno giurato nella stanza del sindaco alla presenza del segretario generale. Tra i nuovi arrivati Lorenzo Pace, già assessore provinciale nella giunta Fontana, che subentra all'assessore Roberto Nolfo. Confermati gli altri: Salvatore Castronovo, Angelo Cottitto, Giuseppe Dorsi, Anna Maria Sanfilippo. Le deleghe al momento non sono state assegnate, il sindaco Castellino riserverà di distribuirle successivamente. In realtà era un azzeramento programmato e previsto sin dall'inizio, perché a metà mandato, così come abbiamo fatto il comizio con la relazione di metà mandato nella pubblica piazza e poi messo online e gentilmente anche trasmesso dalla tua emittente, abbiamo ritenuto opportuno fare il punto della situazione con la mia maggioranza, che non finirò mai di ringraziare tutti i consiglieri che mi consentono di lavorare con la massima serenità per il bene di questa comunità. È stato un azzeramento squisitamente politico da questo punto di vista, non vi era nessuna, come ho scritto nel decreto, nessun problema all'interno della maggioranza. Grazie a Dio questa amministrazione gode della fiducia non solo della maggioranza, ma posso dire di quasi interamente del Consiglio Comunale, fatte pochissime e marginalissime eccezioni. Infatti la Giunta per 4/5 ripresenta gli stessi nominativi di quelli che avevo già azzerato. L'unico avvicendamento che si è realizzato è l'avvicendamento tra l'assessore Roberto Nolfo, che ringrazio per questi 11 mesi, anche se intervallati da un momento di pausa, nei quali ha servito in maniera egregia la nostra comunità e le deleghe che io gli ho affidato. Accogliamo nella nostra squadra il dottore Lorenzo Pace, che credo sia conosciuto dai più e da chi comunque segue la vita politica, perché è già stato consigliere provinciale nel secondo governo Fontana, per intenderci, e comunque proviene da una famiglia che da sempre fa politica a Palma di Montechiaro. Il papà Pasquale Pace è stato un decano della politica palmese ed agrigentina, e quindi per noi è motivo sicuramente di orgoglio accoglierlo nella nostra squadra, e che siamo sicuri porterà il suo contributo, che sarà sicuramente eccellente, e magari aggiungerà un pizzico di esperienza politica in più che potrebbe ritornare utile nel proseguo di questa amministrazione. Il tutto nella massima serenità. L'amministrazione continua a lavorare, come voi ben sapete non vi sono, da noi non esistono più azzeramenti traumatici o avvicendamenti traumatici, ma si lavora insieme condividendo un progetto nell'esclusivo interesse della nostra città. Obiettivi a breve? L'obiettivo a breve innanzitutto è andare subito a... Sembrerà marginale, ma marginale non lo è. Nei prossimi giorni andrò ad assegnare le deleghe e poi continueremo quel processo di innovazione, di cambio che stiamo portando avanti a Palma di Montechiaro, con infrastrutture, con pose delle prime pietre, con recupero di finanziamenti, con la battaglia interessantissima ed importantissima di Palma Capitale della Cultura. Siamo pronti, questo lo posso anticipare, il sindaco terrà per sé per l'ennesima volta le deleghe al bilancio, ai tributi, alle finanze, ai lavori pubblici, alla protezione civile, alla salute, al personale e credo qualche altra cosa ancora. Quindi continueremo noi in questo solco e andremo avanti per avere il rendiconto approvato nei tempi corretti, così come fatto già per il bilancio, così come faremo con il consuntivo e con gli equilibri di bilancio. Si continua a amministrare senza sosta, convinti che finalmente Palma abbia imbroccato la via giusta. Innanzitutto voglio ringraziare il sindaco per la scelta e per la fiducia accordatami, poi anche il movimento civico che mi ha votato e che mi ha voluto vivamente nell'ambito della giunta. Come ha detto il sindaco non c'è molto da aggiungere, mi spenderò per la mia esperienza politica e oltre all'esperienza politica anche professionale, perché sono un medico veterinario, sono dirigente dell'ASP e come tale giova esperienza sia con sindaci che con pubbliche amministrazioni. Sicuramente il mio contributo penso che sarà una marcia in più per questa amministrazione.